Adesso noi passiamo la palla, thank you. Passiamo invece la palla a un'altra situazione, perché come vedete c'è anche un altro sottotitolo nello streaming. Prego, 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 prego Daniela, welcome. Grazie. Oh, ma vedi che io finalmente abbiamo anche finalmente sono in una situazione un po' più diciamo confortevole, perché ho il piacere di presentarvi Daniela e Alessandra, perché stiamo parlando di una situazione, una realtà nuovissima. Parleremo adesso ne parliamo di Closet, dico bene? Esatto, Closet è una mappa della maggioranza delle attività artigiane di San Salvario che abbiamo realizzato grazie all'idea di Alessandra Berardi, che è meglio conosciuta come Sassi. Sì, Ecco. Che parla per me. Esatto, parliamo una per tutti, no. e grazie al progetto grafico di Carlo Zummo della Chimica Design. Closet è una mappa, appunto, come dicevo, della maggior parte degli artigiani e dei designer di San Salvario, che si è riunita e si è autoprodotta con questo, appunto, Deplian mappa cartaceo, Sì. che vediamo, ecco, con lo scopo di comunicare ai torinesi e ai turisti che visitano il centro che San Salvario è una zona, oltre che dedita alla movida, anche alla produzione artigiana. È un opificio. È un opificio, esatto, un quartiere di botteghe, come lo chiamiamo noi, che produce direttamente in loco oppure attraverso piccoli laboratori torinesi, appunto per lanciare un'idea di moda più sostenibile rispetto a quella che è la fast fashion, che si trova invece magari in via Roma, dove sono tutti negozi, tutti uguali, tutti globalizzati. Posso esatto. dirlo io, lo voglio Puoi dire dirlo. io. Tutti i negozi che Ti autorizziamo. stai qua a Torino, vai ad Hannover, trovi sempre quelle catene. Sempre Zara, Non che Promote. Hannover sia un posto brutto, No, per no, dire, è cioè. bellissimo tra l'altro, anche perché moltissimi di noi producono qui ma vendono anche all'estero, proprio Sì. con lo stesso scopo. In Closet ci sono anche dei negozi che in realtà non producono direttamente ma fanno ricerca e quindi cercano di offrire al cliente dei brand alternativi rispetto a quelli della grande distribuzione. Tutto qua. Ecco, tu nel tuo caso Daniela, tu cosa fai? Scarpe, no? Io faccio scarpe e La borse marchigiana, a la marchigiana, marchigiana. non a Quindi- caso perché sono Sei marchigiana, marchigiana, esatto. sei della marca. Didascalico il nome del No, negozio. però vabbè, almeno comunque, è chiara come è chiara. cosa. Invece Lì lei c'è una grande tradizione. sì, artigiana. calzaturiera, nelle Marche tutti producono principalmente calzature, specialmente la parte sud delle Marche, appunto perché vengo da una realtà un po' diversa, perché ho studiato altre cose, poi mi sono dedicata invece all'artigianato, ho voluto anche fondare un'associazione che si occupa appunto di tramandare i mestieri nell'epoca moderna, e quindi ho voluto partecipare a Closet proprio perché è una mia battaglia, quella del sostenere l'artigianato adesso. Sostenere l'artigianato adesso, e quindi Alessandra anche sostenere in qualche modo e far presente che esistono realtà, diciamo, alternative a quelle, diciamo, del centro, o comunque insomma di quelle un po' più usuali, realtà che sono in realtà realtà artigianali che quindi producono capiuni.